Accusato di essere una bomber, poi scagionato, Elvo Zurnita fa causa al poliziotto che tentò di incastrarlo. Ha distrutto la mia vita, dice, ma dovrebbe essere lo Stato a risarcirmi. Crack BPV, blitz nella Villa Palladiana di Zonin, sequestrati su ordine del Tribunale di Vicenza 19 milioni di euro, quadri, antichi, tappeti, mobili e oggetti preziosi. Il candidato del centrodestra in Friuli va alla Lega con Massimiliano Fedriga, il via libera dopo il vertice del centrodestra tra Salvini, Berlusconi e Meloni. Il leader del Carroccio cede il Senato a Forza Italia. Così hanno picchiato mio figlio, parla il papà di un ragazzino del Milanese picchiato a scuola da un gruppetto di bulli. 65enne padovano malato di SLA rifiuta le cure mediche e sceglie la sedazione profonda. L'annuncio della figlia, voleva smettere di soffrire. Reduce da una lezione dei carabinieri contro le truffe, anziana padovana riesce a far arrestare 2 malviventi responsabili di decine di raggiri. Oggi a Bologna il Tiramisù Day, a sfidarsi le 2 città che ne rivendicano la paternità. La giuria premia Treviso, festa nel capoluogo della Marca. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la vicenda di una bomber con la causa intentata da Elvo Zurnita, a lungo sospettato, nei confronti del poliziotto che tentò di incastrarlo. Chiede il pignoramento di 1/5 dello stipendio per avere il risarcimento disposto dal giudice. Sentiamo. Ha fatto causa a chi lo ha rovinato per chiedere i soldi che il giudice ha stabilito gli spettino, una provvisionale di 200.000 euro per i danni subiti e altri 100.000 a copertura delle spese legali. Somme che finora Elvo Zurnita, l'ingegnere di Azzano X a lungo sospettato di essere una bomber, non ha ricevuto. E allora per ottenerle il suo avvocato Maurizio Panez ha chiesto il pignoramento di 1/5 dello stipendio di Ezio Zernar, il perito della Polizia di Stato di Piove di Sacco, condannato per aver manomesso un lamierino di ottone ritrovato nel 2004 in un ordigno inesploso nella chiesa di Porto Gruaro, allo scopo di incastrare proprio Zurnita. Questa vicenda ha assolutamente rovinato completamente la mia vita, mi ha fatto perdere il lavoro, ha fatto perdere credibilità alla mia professione e con tutte le conseguenze che questo ne deriva. È ovvio quindi che voglia a tutti i costi che questa pena che ho subito io, ma soprattutto la mia famiglia, venga in qualche maniera risarcita. Oltre a tutte le spese ovviamente che sono state sostenute a fronte a una vicenda che francamente non avrei mai pensato che potesse capitarmi. Oltre 30 gli episodi attribuiti al bombarolo tra Veneto e Friuli tra il 94 e il 2006. Per 4 volte una bomber ha colpito nella Marca, ferendo e mutilando. Motta di Livenza, Fagare della Battaglia, Treviso, ancora Motta, bambini e adulti. Fatti da cui Zurnita è stato riconosciuto estraneo, ma i danni alla sua immagine e alla sua serenità nessuno li ha ancora risarciti. Per l'ingegnere di Azzano dovrebbe essere lo Stato a farsene carico. Non riesco a capire perché lo Stato non si faccia carico delle spese che sono state sopportate. Funzionario dello Stato nell'ambito della sua professione che svolgeva un incarico dello Stato, quindi a tutti gli effetti, come in tutte le cose che avvengono, se un medico sbaglia poi l'ospedale che ne risponde, quindi non riesco a capire perché questo non possa avvenire anche nelle funzioni principali dello Stato come appunto polizia e forze dell'ordine. Crack della Banca Popolare di Vicenza, mobili, quadri e soldi. Questa mattina gli ufficiali giudiziari si sono presentati nella villa dell'ex re della BPV, Gianni Zonin. Sono state le richieste degli avvocati degli ex azionisti di BPV a far scattare il mandato di sequestro conservativo autorizzato dal GUP ai beni mobili dell'ex re della Banca Popolare di Vicenza, Gianni Zonin. Gli ufficiali giudiziari si sono presentati stamattina nella reggia di via 24 maggio a Montebello Vicentino con questo preciso mandato: fare l'inventario di tutti i preziosi, dei soldi custoditi in cassaforte, ai quadri, ai mobili di valore, tutto sotto gli occhi dei figli. Nessuno di questi beni verrà portato via, rimarrà
rimarranno nell'abitazione finché l'esito del processo non deciderà per il dissequestro o il pignoramento. In caso di conferma, quei beni saranno venduti all'asta e il ricavato andrà a risarcire i risparmiatori. Insieme all'ufficiale giudiziario stamattina c'erano anche i 2 avvocati che rappresentano più di 300 risparmiatori. A loro il GUP ha autorizzato rispettivamente un sequestro per 15 milioni e 500 euro ed altri 4 milioni. Parliamo ora delle nuove regole in tribunale per i richiedenti asilo ed il previsto certificato medico. Secondo il governatore Zaia la richiesta dei giudici è sensata. Sentiamo. Noi siamo assolutamente concordi, mi spiace per quelli che si stracciano le vesti, che dicono che così non esiste, però dico che sostanzialmente è giusto che ci sia anche questo rigore. Il protocollo che detta nuove regole per i richiedenti asilo ha avuto come primo risultato lo scontro durissimo fra gli oltre un centinaio di avvocati aderenti a Giuristi Democratici e all'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione e l'Ordine degli Avvocati di Venezia, che quel documento ha sottoscritto con il Presidente del Tribunale. Nella nota di chiarimento pubblicata da questi ultimi si precisa come l'intento del documento sia quello di assicurare una gestione dei procedimenti maggiormente efficiente, ma non è bastato a rincuorare gli animi che, se possibile, si sono ancor più surriscaldati. Fra le questioni dibattute che hanno fatto gridare allo scandalo quella delle certificazioni mediche, ritenuta una discriminazione bella e buona. Ma sulla vicenda l'opinione pubblica e il mondo della politica sono divisi. Per il Presidente della Regione Luca Zaia quel protocollo è sensato e tutt'altro che discriminatorio. Stiamo parlando anche di cittadini che vengono da contesti del mondo e da paesi nei quali non ci sono profilassi, non ci sono, diciamo, quelle attività di prevenzione che magari in altri paesi si fanno. Quindi io non ci vedo nulla di scandaloso rispetto a quello che hanno scelto di fare al Tribunale di Venezia. Il livello di tensione resta comunque alto. ASGI e Giuristi Democratici chiedono all'Ordine degli Avvocati e al Presidente del Tribunale di Venezia di non attivare il protocollo, auspicando un incontro per discutere e condividere possibili soluzioni razionali ed eque. La vicenda ora del ragazzino di 12 anni picchiato dai bulli è accaduto in una scuola del Miranese. Parla il papà, sentiamo. Si è trovato questo suo compagno, questo che io ripeto definisco bulletto, alle spalle, che lo ha invitato a seguirlo per, non so, giocare con la neve, presumo, far dispetti ad altri. Mio figlio ha eseguito l'ordine tassativo impartito da noi genitori di non averci più nulla a che fare e si è rifiutato. Al rifiuto questo ragazzino ovviamente gli ha scagliato questo blocco che io personalmente ho visto, cioè quasi di 2,5 kg in pieno volto. Le conseguenze in ospedale sono state con una prognosi di 7 giorni, con un trauma cranio-facciale, delle frattaglie che gli sono finite in un occhio, quindi occhio gonfio, non riusciva ad aprirlo. A parlare in forma anonima per tutelare il figlio è il papà del 12enne vittima di un episodio di bullismo da parte di un compagno in una scuola del Miranese. Una vicenda con i contorni da definire, su cui il padre vuole però chiarezza. Prima di questo episodio, infatti, i genitori del 12enne erano stati convocati perché si sarebbe reso responsabile di alcuni comportamenti poco consoni, di cui ha ammesso le responsabilità e per cui sarebbe stato necessario un provvedimento disciplinare, nello specifico svuotare i cestini delle classi, ora sospeso. Una volta a casa, però, il ragazzino avrebbe raccontato la sua versione. Lui si è assunto intanto le sue responsabilità, quindi se le è prese sulle cose che ha fatto lui. Sulla maggior parte delle cose che purtroppo sono successe in quella classe in particolare, purtroppo ha addebitato a questo ragazzino, ma solo a casa, e non lo ha fatto in presenza delle insegnanti e in presenza del compagno in questo caso, per paura di ritorsioni. Dall'altra parte ci sarebbe il bulletto che ha lanciato il blocco di ghiaccio, già protagonista di episodi sul generis, a detta di questo papà. Ho avuto modo di appurare che al mattino, durante l'entrata a scuola, fa di tutto per rompere le scatole agli altri suoi compagni, quindi strattonandoli per lo zaino, lanciandoli per terra. Secondo questo papà, che nel frattempo si è recato dai carabinieri per formalizzare la querela, una volta appurata ogni singola responsabilità bisognerebbe agire di conseguenza. La pena esemplare potrebbe essere quella di prendere questo bambino, e quello che doveva fare mio figlio, farglielo fare a lui. Io non chiedo, per dire, i lavori forzati, sono sempre bambini, però comunque chiedo intanto innanzitutto le scuse da parte dei genitori di questo bambino, che fino ad oggi, ripeto, non ho mai ricevuto e mai sentito.
Ed ora alla pagina politica, il candidato del centrodestra in Friuli Venezia Giulia va alla Lega con Massimiliano Fedriga, il via libera dopo il vertice del centrodestra tra Salvini, Berlusconi e Meloni. Intanto il leader del Carroccio cede in cambio il Senato a Forza Italia. Sentiamo. Lo scacchiere e gli scenari della partita. A Roma l'orizzonte è ormai sempre più chiaro, con riflessi a nord-est. E il vertice risolutore è quello di oggi, del centrodestra, Palazzo Grazioli, tra Salvini, Berlusconi e Meloni. Nessuna opposizione al Movimento 5 Stelle come guida della Camera, che sia Roberto Fico o il nordestino Riccardo Fraccaro, il nome scelto per Montecitorio, ai pentastellati andrà la terza carica dello Stato. Ma la partita più interessante è quella del Senato. La Lega cede a Forza Italia la presidenza di Palazzo Madama, Paolo Romani sempre più in pole position, e ottiene in cambio di candidare presidente in Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, con buona pace di Renzo Tondo. Tutte le caselle a posto almeno per ora, con Salvini pronto a tagliare il traguardo di Palazzo Chigi. Anche in Veneto il riflesso è immediato. Nessun tradimento in caso di accordo con il Movimento 5 Stelle, dice il governatore Zaia. La presidenza delle due Camere vuol dire che a me sembra logico che le due Camere vadano come presidenza il centrodestra e i 5 Stelle, e questo è il primo step. Dopodiché gli step successivi secondo me dovranno tener conto di alcuni aspetti. La priorità assoluta è mantenere la parola data ai cittadini, i programmi. La seconda, tenere solida l'alleanza che già abbiamo, che sono i nostri compagni di viaggio. La terza, governare per 5 anni. Già, nemmeno è stato formato un governo e già si pensa alla sua durata, e il PD su questo non ha dubbi. Durerà fino a quando non affronteranno i temi nodali, che sono quelli della spesa pubblica, perché si tratta tutte di proposte che implicano spendere di più. Vogliamo far saltare la legge Fornero, bisogna spendere di più. Vogliamo il reddito di cittadinanza, bisogna spendere di più. Finché non toccheranno questi tasti staranno in piedi, e appena li affronteranno crolleranno. Da par suo, il Partito Democratico regionale è convinto di una cosa: le sirene di un eventuale accordo con centrodestra o grillini ormai sono soltanto un eco. Il nostro ruolo è quello che ci hanno assegnato i cittadini col voto, è quello di stare all'opposizione. E ancora politica, con il nuovo colpo di scena nella vicenda del sindaco di Calalzo, Luca De Carlo, da ieri riammesso in Parlamento dopo un nuovo riconteggio in Calabria. C'è un verbale di ieri 20 marzo delle 18:38 della Corte d'Appello che mi proclama eletto, e quindi dovrebbe essere conclusa questa vicenda. Usiamo sempre il condizionale perché qui ormai ne abbiamo viste di cotte e di crude, per cui fino a che non mi registro e fino a che non vado a votare per il Presidente delle Camere preferisco essere cauto nel massimo ottimismo. Pasticcio all'italiana. Ingrediente principale, la più micidiale delle leggi elettorali, il Rosatellum, condito da una buona dose di confusione. Si può essere eletti per 12 giorni, poi non più eletti e infine di nuovo eletti? Certo. Chiedete per conferma a Luca De Carlo, sindaco di Calalzo, che da ieri è di nuovo un deputato di Fratelli d'Italia, perché il caso Calabria si è ribaltato un'altra volta. Un riconteggio in quella regione aveva spostato 4.000 voti da Forza Italia al partito di Giorgia Meloni, assegnando un seggio in più alla compagine nella persona di Fausto Orsomarso. E l'effetto domino era arrivato in Veneto. Stop a De Carlo, diventato il primo dei non eletti, e seggio di Treviso Belluno al leghista Giuseppe Paolin, tanto che ieri l'esponente del Carroccio era a Roma per registrarsi tra i neodeputati. De Carlo aveva definito la situazione in modo lapidario. Freddato con un colpo alla nuca quando pensavo ormai di avercela quasi fatta. E invece no. Protesta di Forza Italia in Calabria, nuovo riconteggio, e la Corte d'Appello di Catanzaro ammette: scusate, abbiamo sbagliato. Il seggio aspetta a Forza Italia e non a Fratelli d'Italia. Quindi fuori Orsomarso in Calabria e dentro di nuovo De Carlo in Veneto. Io ho chiamato la mia campagna elettorale una montagna elettorale, perché era in salita. Non avrei mai pensato che fossero più di una, cioè una salita, una discesa, una salita, una discesa. Ho vissuto 5 giorni come in un frullatore. Se il finale è lieto, tutto bene. Certo che le mie coronarie sono state messe a dura prova, questo sicuro. Tutto a posto? Sì, a meno di nuovi improbabili colpi di scena. E Paolin fuori, dopo aver assaggiato l'aria di Roma. De Carlo promette che telefonerà all'esponente del Carroccio per solidarietà, perché dice: l'unico che può sapere cosa prova sono io. Un De Carlo di nuovo sulla cresta dell'onda, nonostante il pasticcio all'italiana. L'insegnamento è che nella vita non bisogna mai mollare, che quando sembra che tutto sia perduto alla fine ce la fai.
Restiamo a Montecitorio perché la deputata padovana Silvia Benedetti, rieletta come capolista al proporzionale per il Movimento 5 Stelle, lascia il movimento e siederà nel gruppo misto. Sentiamo. C'eravamo tanto amati, un ritornello che potrebbe valere anche per Silvia Benedetti, la biologa padovana, già rappresentante del Movimento 5 Stelle sugli scranni di Montecitorio. Il risultato elettorale dei grillini a Padova l'ha riportata a Roma, ma il caso Rimborsopoli, già prima del 4 marzo, aveva fatto sospettare ai più quale sarebbe stata la sua decisione finale. Tant'è, tra 2 giorni, quando il 23 marzo a Roma si riuniranno per la prima volta le Camere, la parlamentare che si era battuta sul caso PFAS siederà con ogni probabilità tra gli scranni del gruppo misto. I ben informati del movimento non avevano mai avuto dubbi su quale sarebbe stata la sua scelta dopo la scomunica ricevuta da Luigi Di Maio in persona per la decina di eletti inadempienti alla regola di versare la metà dei compensi parlamentari al Fondo per le piccole e medie imprese. La deputata si è sempre difesa, parlando di errori formali di rendicontazione, ma la fiducia pare sia venuta meno e le strade si sono divise. Restiamo a Padova, un evento sulle foibe previsto all'università è stato cancellato e scoppia la bufera. Sentiamo. Polemiche e discussioni dai toni accesi sulla prevista presentazione di un fumetto che ripercorre anche la vita di Norma Cossetto, studentessa del Bo, uccisa dai partigiani titini nel 1943. L'annunciata presentazione, che avrebbe affrontato anche il tema delle foibe, sarebbe stata duramente contestata da studenti appartenenti ad alcune associazioni che hanno chiesto un confronto con il direttore dell'ESU, l'ente regionale per il diritto allo studio, che in un primo momento aveva concesso l'uso di una sala. Le tensioni, la polemica, i colloqui con la questura hanno però indotto il direttore dell'ente universitario ad annullare l'evento per abbassare i toni. Immediate le prese di posizione di molte associazioni e di esponenti politici. Noi siamo molto preoccupati perché in città ci sono dei segnali che non ci piacciono. Dei segnali di violenza non solo fisica come è avvenuto in passato nei confronti delle forze dell'ordine, ci sono anche delle violenze ideologiche. Il Comune non si è espresso, essendo l'ESU un ente universitario. Dura invece la replica dell'assessore regionale Elena Donazzani in difesa dell'iniziativa, mentre per i militanti di Fratelli d'Italia si sono presentati davanti al Bo per un sit-in. Sicuramente questo convegno si farà. Penso che sia stato spostato per opportunità e abbiamo buon grado accettato perché non vogliamo mettere le forze dell'ordine nelle condizioni di doversi scontrare con... È ispirato lunedì Lodino Marton, noto ristoratore residente a Campo d'Arsego, malato di SLA da 5 anni. Dopo l'approvazione della legge sul fine vita ha scelto la sedazione profonda. Aveva 65 anni e da 5 lottava con la SLA, sclerosi laterale amiotrofica, una malattia che lascia lucidissimi ma si impadronisce del tuo corpo. Dopo l'approvazione della legge sul fine vita, Lodino Marton ha scelto la sedazione profonda. Si è spento lunedì nell'hospice Bonora di Campo San Piero, una figura molto nota la sua nell'Alta Padovana. Ristoratore artista, negli anni '80 aveva dato vita alla Sifer Young, locale molto noto del centro di Padova. 5 anni fa la diagnosi e poi l'inizio di un calvario fatto di sofferenze e lotte contro la burocrazia e i tagli alla sanità. Aveva accarezzato l'idea di andare in Svizzera, raccontano i familiari, ma le spese erano troppo alte. A dicembre, dopo l'approvazione della legge sul fine vita, la decisione di intraprendere la strada della sedazione palliativa. Sabato scorso Marton è entrato in uno stato di incoscienza profonda. Lunedì mattina è spirato nella chiesa di Bronzola di Campo d'Arsego, giovedì pomeriggio l'ultimo saluto. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia. E rieccoci in studio con il TG del Veneto a Padova ora, dove un'anziana, reduce da una lezione dei carabinieri contro le truffe, ha fatto arrestare dei truffatori seriali. Sentiamo. Signora, sono l'avvocato, suo figlio ha causato un grave incidente, adesso dei carabinieri mi stanno di fermo e servono soldi, altrimenti va in carcere. Come sta? Sta bene?
Io non ho molti soldi in casa. È una telefonata simile a questa, una ricostruzione fatta dai carabinieri del comando provinciale, quella ricevuta il 5 ottobre scorso da una nonna 74enne di Piove di Sacco. Il figlio aveva avuto un incidente, raccontava la voce all'altro capo del filo, servivano soldi per salvarlo, più o meno così. Signora, procuri 5.000 euro in contanti, mi manda a casa, passerà da lei un mio collaboratore, se non ha tutti i soldi ma non puoi neanche più ieri. Per fortuna la donna aveva ascoltato una delle conferenze che i carabinieri tengono nel territorio al centro anziani di Arzergrande. Per questo, dopo essersi assicurata che il figlio stesse bene, ha composto il 112. Pochi minuti e i carabinieri della compagnia di Piove di Sacco sono arrivati nel suo quartiere, dove hanno rintracciato due napoletani, Antonio Rubino, 27 anni, e Salvatore Dabundo, 39, pronti a mettere in atto la truffa. Da quel momento è iniziata l'indagine fino all'arresto. Passo passo i carabinieri hanno ricostruito il modus operandi. Esisteva un sistema collaudato, noi l'abbiamo chiamato una sorta di call center, che dal territorio di Napoli effettuava delle telefonate nella zona di Piove di Sacco e in altri territori limitrofi e comunicava falsamente alle vittime che il figlio era incorso in un sinistro stradale piuttosto grave. Vittime selezionate sulla base dei numeri fissi dell'elenco e poi indicate due truffatori che si trovavano sul posto. 12 colpi messi a segno tra le province di Padova, Vicenza e Pordenone. Almeno 70.000 euro tra contanti e gioielli. Il bottino era accumulato dai due che non esitavano a fare la bella vita e a vantarsene sui social. Non gli unici colpi, sospettano i carabinieri che chiedono collaborazione. Chiediamo infatti la collaborazione di tutti, soprattutto le persone anziane che possano prendere contezza di questa notizia, di chiamarci, di avvisarci e eventualmente anche di collaborare con noi nelle indagini per individuare eventuali altri analoghi episodi delittuosi. Ed ora la guerra a colpi di cucchiaio fra Treviso e Tolmezzo sulla paternità del tiramisù. Il primo round lo vince Treviso. Vediamo. No, ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa preordina qua? Treviso 1, Tolmezzo 0, il capoluogo della Marca si aggiudica la sfida del tiramisù, aggiudicandosi il titolo di dolce più armonioso tra i pochi semplici ingredienti. Il tiramisù trevigiano, preparato dagli chef del ristorante Le Beccherie di Paolo Lai, ha vinto al Fico di Bologna, una disputa che da tempo si contendono Friuli Venezia Giulia e Veneto. Per realizzare la sfida sono state utilizzate oltre 400 uova, 100 kg di mascarpone, 50 kg di zucchero e 12 litri di caffè. Una vittoria che ha dato l'occasione per ribadire ancora una volta come il nome di questo dolce sia indissolubilmente legato al capoluogo della Marca. Treviso è, come sempre diciamo, la mamma del tiramisù. Treviso porta a casa il primo punto di questa, tra virgolette, sfida molto piacevole in un contesto meraviglioso che è Italy. Una sfida destinata a continuare. Treviso l'ha portato nel mondo e in questo caso era più giusta la interpretazione, ma io penso che questa sfida, questo lavoro, questo incontro potrà continuare. Ma il viaggio di oggi a Bologna è stata anche l'occasione per rilanciare un'idea, una casa delle eccellenze enogastronomiche a Treviso. Si sta dunque lavorando per un museo del tiramisù per dare ancora maggiore fondamenta alla storia di un dolce che è nato a Treviso. Siamo in chiusura, uno sguardo alla nostra programmazione, torna 20:10 dopo i TG, ospiti di Ferdinando Avarino questa sera Stefano Fracasso, capogruppo del PD in Regione Veneto, e Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega, sempre in Regione Veneto. E poi torna come ogni mercoledì alle 21:15 in prima serata alla Zanzega, questa sera al tavolo del nostro Lelle Marcassa si parlerà di colline con immagini uniche e poi dell'emigrazione dei triveneti nel mondo. Appuntamento quindi con la Zanzega questa sera alle 21:15, poi in replica domenica alle 17. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio come sempre al meteo. Arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.
Prevale l'alta pressione sul nostro territorio, bel tempo dunque su tutte le regioni. Andiamo nel dettaglio di giovedì 22 marzo cominciando dal Veneto. Sarà una bella giornata caratterizzata dal sole ovunque, su tutti i settori il cielo si presenterà praticamente sereno e limpido. Diamo uno sguardo all'andamento delle temperature, le minime risulteranno essere sotto zero e saranno comprese tra -4 e 0 gradi, valori massimi invece tra 7 e 9 gradi circa. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà ampiamente soleggiato, non sono previste piogge, il cielo sarà sereno su tutti i settori. Temperature minime fredde tra -3 e -1 grado, valori massimi compresi invece tra 8 e 9 gradi. Poche novità se ci spostiamo sul Trentino Alto Adige. Tanto sole anche qui, cielo poco nuvoloso sui confini alpini, sereno invece altrove. Temperature minime tra -4 e -2 gradi, massime intorno ai 13 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.